Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, Fly Simulator, giro del mondo, da Lisbona a Portugal a Florence, Italy. Quindi oggi andiamo a trovare il buon Mr. Magro a Firenze. Non ne manca poco, 3 rotte, abbiamo finito. Direi di partire subito. Ritorniamo in Italia ragazzi. Ormai questo giro del mondo l'è finitus. Vai amore mio. 963 miglia. Lasciamo Lisboa. Lesboa. Speriamo di non trovare brutto tempo a Firenze, perché oggi veramente in Italia è brutto dappertutto. E ragazzi, abbiamo perso anche contro la Fiorentina. E vai grande Milan. Che schifo ragazzi. Che squadraccia di merda che siamo. Mamma mia. Che tristezza. Oh, qua una bella nuvoletta. Ok, siamo in rotta. Attenzione, attenzione. Eccoci qua. Perfetto. Ragazzi, che bello il tramonto portoghese e spagnolo. Stupendo. Che roba, raga. Che roba. Abbiamo appena superato il confine del Portugal e siamo in Spagna. Parecchie nuvole. E andiamo col momento cuore. Allora ragazzi, quest'oggi sorvoliamo tutta la Spagna. Come città tocchiamo Madrid, Saragozza, Barcellona, che insomma la costeggiamo. Poi Marsiglia, Nizza e Monaco in Francia, quindi costeggiamo la Costa Azzurra. E poi basta, poi abbiamo il Mar Tirreno e arriviamo a Florence. Quindi un viaggio tranquillo, 900 miglia, quindi niente di incredibile. Perfetto, da Piero e Alberto Angela è tutto. Ragazzi, è calata la notte in Spagna. Ormai siamo vicini a Barcellona. Il tempo sereno, quindi il tempo regolare. Ci sono un po' di nuvole, ma non mi preoccupano. Mancano 26 minuti, 497 miglia. Bene, bene, il viaggio tutto a posto, tutto regolare. Sono un po' depresso perché il giro del mondo è quasi finito. E niente raga, adesso come sapete nei progetti c'è Eurotrack, Simulator, poi The Hunter, che se devo sistemare un problema, che praticamente devo scaricare una patch, ma non so, i server sono bloccati, hanno problemi, boh. Non riesco a scaricare una patch di 3 mega, non riesco a scaricarla, mi fa 7 bit all'ora, cioè boh, non riesco proprio a capire. Quindi piccolo problemino con Eurotrack, cioè con The Hunter. Sono contento vi sia piaciuto l'unboxing. E vabbè, insomma, dopo Assassin's Creed e Far Cry, quelli sono i due super giochi, soprattutto Far Cry ragazzi. Non vedo l'ora di cominciarlo, è un capolavoro mostruoso. Ragazzi, siamo tornati in Italia, ma ho fatto una cagata. Non mi sono accorto di andare avanti veloce, sono a 31 miglia, sono alto, madonna, sono fuori rotta, sono un deficiente. Roger, Florence Center, autorizzazione all'atterraggio, affermativo. Lei può atterrare ma è un coglione, ha ragione. Oh Dio mio, adesso dove cazzo... Ecco, ce l'ho di qua adesso. Scusate ragazzi, qua ho fatto una pippata incredibile. È la stanchezza raga, questo giro del mondo veramente è stato massacrante. Cioè, 50.000 tappe. Dove siamo a Firenze. Siamo a Firenze. Ah, 26.000, ormai ci siamo, ce l'ho davanti, puttana miseria. Ancora non vedo niente. Ragazzi, guardare a Firenze oggi dopo la sconfitta del Milan per 3-1, proprio un colpo al cuore. Mamma mia che squadra. Qua solo il Magro qua si può orientare bene. Io ancora non vedo l'aeroporto, siamo a 24 miglia. Ci vuole il Magro qua. Uè, Mr. Magros. Dov'è la casa del Magro? T3. Vediamo se vediamo qualche monumento fiorentino. Il ponte.
l'Artemio Franchi, perché chiaramente l'Artemio Franchi è il vero monumento. Però anche il Ponte Vecchio, si vede il Ponte Vecius se vedes. Ok, vai di carrello. Ma voglio l'aeroporto, oh oh oh. Dammi l'aeroporto, oh 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 oh. Porca trota, oh oh oh. Ecco là, tutta quella roba illuminosa è Florence. Speriamo sia la parte giusta, cavolo. Ah. Non, forse, perché se non ci sono nuvole stavolta, però l'aeroporto non lo vedo. Aeroporto non lo vedo. Oh, vero toscano proprio, mamma mia. Io chiedo perdono a tutti i toscani. Non vedo neanche installo, che mancaria solo che qui. Proprio messo male, mi sono proprio accorto, cazzo, che coglionata che ho fatto. Ah, Dio mio, comendone, comendone. E l'aeroporto, forse dopo questa collina, ma... No, no, la nuvola sopra... No, la nuvola fantoziana no. No, la nuvola fantoziana no. La nuvola fantoziana no, ma perché? Ma no, ma che cazzo, ma che sfiga. Ma guarda che... No, basta, nebbione del Fiorentino. Ma guarda che sfiga. Ecco l'aeroporto, beh. Oh, forse vediamo qualche monumento. L'Arno dov'è? Intanto voglio vedere l'Arno io. Ecco qua ragazzi. Monumento 1. Monumento 2. Che non riesco proprio a capire. Un altro qua, però non riesco proprio a distinguerli, cazzo. Non si capisce una minchia. Comunque qua vediamo tre cose non piatte, quindi... qua c'è qualcosa, vabbè, purtroppo si capisce una mazza, sappiamo che la grafica è quello che è. Però siamo a Firenze. Aspetta un attimo. Eccola, sì dai, là si vede qualcosa. Ecco, riusciamo a distinguere anche l'Arno. Non siamo neanche dritti. Sì, l'Arno si vede in mezzo, quella roba nera là. Ecco là, i monumenti, lì là. Tutti quanti, perfetto. No, sono troppo veloce per vedere le cagate. No, 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 no. Oddio, no, no. Fioi, altro che atterraggio da pro, mi dispiace. Qua vado addosso alla casa del Magro. Colpiamo la casa del Magro. Eccola qua, la Magro House. Attenzione. Ozzo, ishi. Manovra, no, manovra come indiana qua di salvataggio, ma... Ragazzi, mi scuso. Mi scuso, già sono troppo veloce, ma porca troia. È anche piccolissimo l'aeroporto. Vai per campi, vai per campi. Vai per campi, vai per campi. Sgommatissima. No, non ti alzare. Non ti alzare. Ah, ma vaffanculo. Ma non raga, purtroppo, ecco. Sono finito in un campo toscano. Guarda che bello però qua i colli della Toscana, in realtà è fatto apposta ragazzi, un atterraggio così per ammirare i colli della Toscana. Ragazzi scusate per vedere l'Arno, era a tutta velocità, ho fatto una cagata, ma vabbè, l'importante è essere arrivati. Più né sani né salvi, però siamo arrivati. Boh raga, prossima tappa Florence, Venice, quindi torniamo nella mia Venice. E dopo Venice, Rome. E poi abbiamo finito ragazzi, sinceramente... sono un po' sollevato da questo perché io sapete sono una persona sincera, non che la faccio più, cioè veramente il giro del mondo è stata
un progetto meraviglioso, mi ha divertito, mi ha tra virgolette lanciato su YouTube, però più o meno che faccio più, perché è difficile purtroppo trovare sempre cose da dire, perché il gioco è un po' sempre quello, cioè non è proprio semplicissimo. Però dai, due rotte, l'ultima sarà strepitosa, almeno lo spero, con Vaneggi e l'inverosimile, porto tutti, il Piade lì, tutte le persone che conosco, anche chi non conosco, venite tutti ragazzi, per l'ultima tappa del Cumendone. Ragazzi, alla prossima, ciao!